In occasione dell'incontro che il sindaco Firetto ha avuto ieri al comune con la stampa per annunciare la riduzione tariffaria sulla tassa dei rifiuti, prevista per circa un 6%, piano che dovrà ora andare al Consiglio per l'approvazione, era anche presente l'assessore al bilancio Giovanni Amico, che non ha nascosto le sue preoccupazioni per i conti del comune di Agrigento, che sta vivendo una fase di ristrutturazione finanziaria e che la strada per un suo riequilibrio finanziario è ancora lunga e che le condizioni di dissesto sono altamente probabili. Amico inoltre espressione politica del gruppo di Alternativa Popolare, che pochi giorni fa ha tolto l'appoggio al sindaco Firetto. Lo stesso assessore pertanto dovrà anche confrontarsi con questa decisione, ne parlerà con il sindaco Firetto, che dovrà valutare la possibilità, superata ovviamente questa fase di scadenze di bilancio, l'opportunità o meno di fare eventuali altre scelte. Il bilancio, noi stiamo lavorando sul bilancio, siamo nella fase in cui dobbiamo portare in Consiglio le misure correttive che ha chiesto la Corte dei Conti. Questo rappresenta il presupposto per l'individuazione di una serie di manovre di bilancio che serviranno per il 2018-2020, che è il prossimo bilancio previsionale, e quindi stiamo lavorando per questo. Quello che non dobbiamo mai dimenticare è che questo è un comune, quando ci siamo insediati, era ed è tuttora a grave rischio finanziario di dissesto. Le manovre che noi portiamo avanti servono a mantenere la continuità dell'ente, a dare all'ente la possibilità di continuare a svolgere la funzione istituzionale che è chiamato a fare. Se non dovessimo riuscire in questo, quindi se le manovre che mettiamo in atto non dovessero avere le reazioni attese da parte della popolazione, da parte quindi di quella che è la gestione delle entrate, è chiaro che anche noi dovremo fare i conti con manovre molto più radicali, che possono essere quella del piano di riequilibrio, ovvero quella del dissesto.